Ottimo in tavola ma praticamente sconosciuto, il cavolo sardo tra le migliaia di piante spontanee dell'isola, a volte tutelate come in questo caso, ma comunque a rischio di scomparire prima che ne vengano studiate proprietà e possibili impieghi, anche non alimentari. Così come il cavolo selvatico, in Sardegna abbiamo tantissime erbe spontanee che possono essere utilizzate dal punto di vista officinale, dal punto di vista medico. Gli Ipericum sono noti per le caratteristiche relative ai problemi di depressione, ma recentemente l'Ipericum scrugli, descritto pochi anni fa dalla nostra struttura, si è visto che ha ottime possibilità di interagire per bloccare l'insorgenza dell'AIDS. Esperti e curiosi a confronto il prossimo fine settimana ad Ussaramanna per la mostra delle erbe spontanee della Sardegna, arrivata all'edizione numero 35. Ma le erbe spontanee a Ussaramanna quante sono e a che cosa servono? Annualmente ne classifichiamo circa 200 specie, per lo più si utilizzano per scopi culinari, ma altre hanno usi anche fitoterapici, quindi quello si cerca di mettere in evidenza, quello che erano appunto gli usi e le tradizioni legate alle singole erbe. Per chi non potrà esserci, le piante endemiche sarde e non solo aspettano i visitatori all'Orto Botanico dell'Università di Cagliari, aperto tutto l'anno.